13 classi evacuate e insegnanti impegnati a far uscire tutti i circa 130 studenti in ordine mentre erano impegnati nelle lezioni. È accaduto a Trebaseleghe, dove l'attivazione dell'impianto antincendio nella scuola primaria ha fatto scattare le misure di emergenza. In realtà non si è trattato di un principio di incendio, ma della rottura del vetro che protegge il pulsante di comando nel corridoio del piano seminterrato dell'edificio. A quel punto, pur senza fuoco o fiamme reali, la sostanza dell'impianto si è diffusa nei corridoi e nelle aule, creando una nebbia che è sembrata fumo. A quel punto sono scattate le procedure di evacuazione e la richiesta di soccorso. Sul posto i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto e di Cittadella, che hanno eseguito i controlli tecnici e verificato l'assenza di situazioni di rischio. Con il supporto di tecnici ed elettricisti, l'impianto è stato ripristinato senza danni alle persone o all'edificio e l'episodio si è concluso così senza conseguenze. Le lezioni riprenderanno regolarmente lunedì. Resta da accertare se il guasto sia stato accidentale o causato volontariamente da qualcuno.